Stanno entrambi molto bene, sono andato a trovarli poco fa. Michelangelo è nato alle 3:48 della scorsa notte, quindi non questa ma quella prima. È stato un parto naturale. Negli occhi e nella voce tutta la gioia di essere diventato papà, anche se ha solo 18 anni, Gabriele, come la sua Noemi, la giovanissima mamma passata dai libri di scuola alla sala parto. Un amore nato 1 anno e mezzo fa tra i banchi del Duca degli Abruzzi, liceo di Treviso che entrambi frequentano e che ora festeggia il nuovo arrivato con striscioni e fiocchi azzurri. Una storia seria con un progetto di formare una famiglia, quello di Gabriele e Noemi. Certo, non si aspettavano che arrivasse così presto, ma la vita riserva tante sorprese ed i due giovani hanno affrontato la gravidanza e ora la nascita del piccolo Michelangelo con grande responsabilità. Sono molto contento di essere diventato padre a 18 anni, perché è uno sprone per me, per dare tutto a me stesso e di impegnarmi in un progetto familiare che alla fine è il bene verso la vita, piuttosto che magari perdere tempo in stupidaggini. Anch'io ho fatto le mie ragazzate, le mie esperienze quando ero più giovane, ma sono contento di quello che ho fatto e non sento il peso di diventare genitore e quindi la responsabilità, anzi ne sono contento, e Noemi lo stesso. Ora, per i due ragazzi, un'altra prova da affrontare, l'esame di maturità, lui a giugno, lei a settembre, una prova impegnativa, ma sicuramente meno difficile di quel mestiere che nessuno insegna, diventare genitori.